Sì, sì. Buongiorno a tutti, benvenuti a Palazzo Ferrofini, in sala diciamo, Oriana Fallaci. Dico sempre, sono abituato, benvenuti in sala consigliare, perché da sindaco ecco, non sono ancora abituato al nuovo ruolo, però ecco, benvenuti a Ferrofini. Qui normalmente svolgiamo le conferenze stampa per i nostri cittadini, per le nostre comunità, e quindi ci piace definirla un po' la Casa dei Veneti, questa sala che continua l'interlocuzione con il territorio, con le nostre comunità, con le amministrazioni, con coloro che vogliono proporre qualcosa. Noi siamo qui a Palazzo Ferrofini, l'avete visto, un palazzo molto importante, si affaccia sul Canal Grande tra il Ponte dell'Accademia e Piazza San Marco, ed è diciamo, sede dell'istituzione del Consiglio regionale. Qui quindi trova la propria collocazione l'assemblea diciamo, consigliare della nostra regione, dove abbiamo all'interno 51 consiglieri regionali, e continua con il lavoro tra istituzioni e territorio proprio per dare voce e ascolto a quelle che sono le nostre comunità. Ed è per questo che ci piace considerarla una Casa dei Veneti aperta a tutto il nostro territorio e a voi, quindi vi ringrazio per essere qui. Ringrazio l'amministrazione comunale di San Giorgio in Bosco, presieduta dal sindaco Nicola Petenuzzo, assieme all'amministrazione, vedo il vice sindaco, l'assessore allo sport e tanti altri amministratori che hanno voluto essere qui, e in particolare do il benvenuto a Dennis Ceccato per aver coinvolto noi in Consiglio regionale proprio per promuovere questa iniziativa, un'iniziativa che mette assieme sport, mette assieme solidarietà, mette assieme le comunità. Per la prima volta questo evento, Veneto for Life, 300 km per la vita, toccherà 7 province, e quindi mai come quest'anno il patrocinio della Regione si presta, proprio perché è un evento regionale che tocca tutte le nostre province, che mette assieme una passione che è quella dello sport, ma con il connubio della solidarietà, con il connubio della rappresentanza territoriale, con la volontà di fare qualcosa per gli altri. Allora ci piace ecco, considerare questa camminata, questa corsa, in un giorno 300 km, come una corsa a fianco di qualcuno che lotta contro una malattia, contro qualcosa che purtroppo cambia la vita. Però ecco, di fianco a queste persone c'è la solidarietà, ci sono le istituzioni, ci sono le comunità, c'è il mondo del volontariato. Qui c'è anche il presidente della Porloco di San Giorgio in Bosco, che ringrazio, poi lasceremo anche la parola. Ecco, perché di fronte alla solidarietà si muove la comunità, si muove il volontariato, si muovono tutti i nostri cittadini, e credo che questa sia davvero la cosa più bella, più potente che oggi diamo come messaggio. Quindi io vi ringrazio per dare anche a noi questa opportunità di poter presentare in Regione questo bellissimo evento. Qui c'è anche l'assessore Venturini, che ringrazio, sempre vicina anche a queste iniziative, perché la Regione lavora assieme, lavora facendo squadra, al di là delle appartenenze politiche, per i nostri cittadini, per le nostre comunità. Questo è il messaggio che anche il Presidente Stefani ha voluto dare anche nella scorsa manovra di bilancio, dove abbiamo lavorato assieme, dal documento di economia e finanza, dal DEF, che detta la linea programmatica dell'amministrazione, ma anche attraverso un lavoro di squadra con chi la pensa diversamente, con tutti i consiglieri, con la giunta compatta, con un'azione amministrativa che vuole mettere la persona al centro, lo abbiamo sempre detto e sentito più volte in questo contesto. Qui c'è proprio questo esempio, questo messaggio, la persona al centro, la persona che parteciperà a questo evento, che è una persona che vuole essere al centro di un'iniziativa importante e solidale del territorio per dare un messaggio importante agli altri. Quindi io vi ringrazio per questo, ringrazio Dennis in primis per averci coinvolto. Ecco, anch'io tenterò di fare gli ultimi 10 km correndo. Ecco, prima mi è stato detto
che diciamo, la velocità non è una velocità come diciamo, i primi 290 km, quindi l'assessore dice di no, però proverò se non fare gli ultimi 10 km, fare magari gli ultimi 5, però saremo presenti anche con alcuni amici proprio per questo evento, per testimoniare che di fianco alle parole poi ci sono anche noi fatti, e quindi vogliamo esserci proprio fisicamente a questo bellissimo evento che dà veramente un messaggio importante di cui la Regione è orgogliosa. Quindi complimenti Dennis, complimenti all'amministrazione di San Giorgio che accoglierà l'arrivo di questo bellissimo percorso, complimenti anche a tutta la rete solidaristica del volontariato che si attiverà per far sì che sia davvero una bellissima giornata per tutti. Grazie. Allora, prima di lasciare la parola a Dennis Ceccato, visto che c'è anche qui l'assessore Elisa Venturini, lascerei la parola a lei per un veloce saluto, per portare anche i saluti a questo punto del Presidente Alberto Stefani. Grazie. Buongiorno a tutti, è con vero piacere che ospitiamo oggi i padovani, perché nella nostra regione del Veneto ci arrivano da tutte le province e ovviamente noi non abbiamo vincolo di mandato e rappresentiamo tutti i veneti, però voi sapete che quando arrivano i padovani abbiamo il cuore che pulsa, e allora con molto piacere oggi porto anche il saluto della Giunta, quindi presente il Consiglio e presente anche la Giunta regionale per voi, per sostenere questa iniziativa. Faccio i complimenti a Dennis che vedo tutti gli anni sempre in prima fila, perché da un po' di anni che sto seguendo questa iniziativa e vedo che lo smalto non l'avete perso, anzi continuate alla grande. Vedo anche Eugenia sempre pronti quindi come volontari nel proporre le iniziative con appunto la rete, la squadra di persone che sostiene, nel portare avanti un'iniziativa che è sociale, sportiva e, permettetemi, io da assessore all'ambiente aggiungerei anche ambientale, perché poi organizzare degli eventi all'aria aperta con la partecipazione dei cittadini che vedono quindi la possibilità anche di conoscere il nostro Veneto, proprio perché si passa anche in un territorio vasto che comprende più province, è anche un modo per valorizzare e per apprezzare il nostro bell'ambiente. Guardate, mi sto rendendo conto adesso girando per il Veneto come la nostra regione sia una regione molto bella, parte da regione poverissima, dove c'era tanta emigrazione. Ci sono tanti veneti in giro per il mondo, quanti ce ne sono attualmente in Veneto che ci abitano? Regione poverissima che poi si è trasformata. E si è trasformata con naturalmente tante attività produttive, quindi benessere che è stato portato, lavoro, ma il risultato cos'è stato anche? Che spesso sull'altare della produzione, della produttività, si è portato l'ambiente. Il nostro territorio quindi ha anche delle cicatrici, delle ferite che devono essere in qualche maniera sanate, curate, e al di là di questo però c'è tanto bello che noi dobbiamo preservare e godere nelle camminate, godere nelle passeggiate e vivere nella nostra bella dimensione, rispettarla, perché quando noi rispettiamo e pensiamo alla cura delle persone, vedi in questo caso anche la raccolta di fondi per lo IOV, pensiamo anche all'ambiente dove le persone vivono, perché quello è fondamentale per vivere bene, per evitare che le persone si possano ammalare. E allora con questo spirito veramente vi ringrazio, vi sostengo, mi fa piacere vedervi qui oggi. Avete quindi un'amministrazione anche che vi sostiene, quella di San Giorgio in Bosco, che devo dire sindaco insieme agli amministratori presenti, attivi, siete venuti anche qui oggi, è un bellissimo segnale che date ai vostri cittadini. Quindi bravo Dennis, bravo il tuo papà, che vedo non manca mai anche lui sempre in prima fila, perché sia un successo anche questa edizione. E un ringraziamento naturalmente va al nostro consigliere Pasqualone per la sensibilità quindi che dimostra per il nostro territorio padovano. Grazie. Grazie Assessore Venturini. Adesso lascerei la parola al Sindaco di San Giorgio in Bosco, Nicola Petenuzzo. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Dopo le parole ricche di romanticismo dell'assessore Venturini non mi resta che ringraziare innanzitutto Erika Pasqualone, consigliere regionale, che ha organizzato questa bellissima giornata, ringraziare Elisa Venturini per le sue parole che in qualche modo ci inoltrano in questo meraviglioso contesto che trova
trova in Dennis un'espressione particolare dell'attività sportiva e ci permette di avvicinarci a questa sua importante impresa con la giusta anche sensibilità e rispetto che merita un'impresa del genere per le finalità soprattutto, e quindi è un piacere sempre vedere il tuo papà qui presente, insieme anche un altro pezzo della tua famiglia importante, tuo fratello che ti segue in tutti i tuoi percorsi, in tutte le tue bellissime avventure. Siamo alla 4ª edizione, è una edizione ancora più importante perché la sfida che ti sei posto è una sfida sicuramente lodevole. Vedo assieme a te tanti degli atleti, perché vi definisco tale visto le prestazioni che fate, che ti aiuteranno in questa tua bellissima impresa, e quindi un altro segno che riprende pienamente quel tuo slogan: insieme si possono fare grandi cose. Ecco, noi siamo qui insieme a te per poter fare questa, rendere speciale questa edizione. Essere un'amministrazione attenta è un dovere, essere un'amministrazione presente è un impegno, essere un'amministrazione vicina a Dennis è un piacere, e quindi con grande piacere ti auguro che questa edizione sia l'ennesima dimostrazione di quanto tu porti dentro di te come messaggio importante e come finalità. Poi insieme andremo anche quest'anno a conoscere il nuovo direttore generale dello IOV, la dottoressa Simonato, se non ricordo male, neo nominata, e come gli altri anni sarà pur sempre anche quello un momento di forte emozione dove si concretizza la tua fatica insieme ai momenti anche di festa, al tuo arrivo e alla sera della cena. Quindi ringrazio anch'io la mia amministrazione nella persona dell'assessore Parise e dell'assessore Frison, che è qui presente, per l'avere raccolto questo impegno e per portarlo avanti con determinazione. E grazie ancora Eric per la tua sensibilità e la tua ospitalità. Essere qui è un grande piacere. La casa di noi veneti, Palazzo Ferrofini, ha un fascino particolare anche perché in qualche modo ci riporta all'interno delle istituzioni, ma quelle istituzioni sane, che sanno valorizzare le persone, quello che fanno e quello in cui credono. Dennis, grazie anche per questa opportunità che ci dai di metterci in lustro come piccolo paese della provincia di Padova, ma che ha grandi persone che si contraddistinguono in tanti ambiti, in tanti contesti. Grazie. Io purtroppo non posso correre perché sono acciaccato. Il prossimo anno dovrebbero rendermi le mie 2 povere gambe bioniche e allora correrò. Grazie. Si può fare anche in bici, dicono. Allora in bici vengo. Grazie. Grazie Nicola Petenuzzo, sindaco di San Giorgio in Bosco. Ora passerei la parola all'assessore allo sport Ivan Parise. Sì, buongiorno a tutti. Allora io comincio con un ringraziamento. Ringrazio la Regione per l'organizzazione dell'evento, ringrazio nella persona ovviamente di Eric Pasqualon, ringrazio l'assessore Venturini, ringrazio anche Dennis Ceccato che ci vuole sempre presenti a questi eventi importanti, e segno che c'è tanta collaborazione tra amministrazione e anche le realtà del territorio, in questo caso come la Proloco, che ringrazio nella persona di Eugenia. Allora, Dennis, io ho avuto la fortuna di conoscerlo l'anno scorso perché era il primo evento che seguivo come a titolo di assessore allo sport. E devo dire che siamo stati abbastanza presenti, siamo stati, dico anche presenti nell'organizzazione dell'evento, e questo mi ha fatto capire tante cose. Ho voluto anche fare un passetto in più, cioè qualche passetto in più, nel senso che ho corso gli ultimi 10 chilometri e, come suggerivo al consigliere Pasqualon, attenzione perché non è proprio come sembra, però io durante questa corsa ho capito tante cose che durante l'organizzazione dell'evento e seguire tutto l'iter non avevo capito. E cos'è che non avevo capito? Non avevo capito che dietro tutto questo evento, dietro tutto quello che sembra una maratona a scopo benefico, c'è tanto altro. C'è tanta fatica, non c'è leggerezza, non c'è improvvisazione. C'è un lavoro che fa Dennis e tutto lo staff, tutti i suoi amici che corrono con lui, di allenamento,
sotto la pioggia, sotto il sole, sotto il vento, e non è una cosa da poco, perché preparare l'impresa che ha fatto l'anno scorso, e noi l'abbiamo vista, io l'ho visto partire e l'ho visto arrivare. È partito in un modo ed è arrivato in un modo molto, molto discutibile, nel senso che era tanto provato, e questo vuol dire tanto. Al di là di questo poi c'è tutto lo scopo benefico che l'evento porta in sé, quindi la donazione che poi si fa allo IOV è per una giusta causa ed è sempre un qualcosa di lodevole, che per carità viene visto, ma dietro le quinte è altrettanto importante. Quello che però è il messaggio più grande che è riuscito a trasmetterci Dennis, a me l'anno scorso, ma anche gli anni precedenti sicuramente, è un po' che lo sport, come questa maratona, è un po' la metafora della vita. Mi spiego meglio. Tutto quello che succede dall'inizio della maratona fino alla fine è composto di varie fasi, che è un po' quello che succede nella vita. Signori, la vita è bella, lo sappiamo, ma la vita ha delle complessità. La vita è difficile. Che piaccia o no, ci sono delle cose belle, ci sono delle cose meno belle che ci capitano. E quando ci capitano può succedere che si deve per forza rallentare, si deve stare meno bene del solito, ci si può fermare un attimo a respirare, ma poi un po' alla volta la vita ci insegna che non si può stare fermi. Bisogna ripartire, bisogna alzarsi in piedi e ricominciare. Nella maratona io l'anno scorso ho visto questo, ho visto un Dennis che è partito in un modo, ho visto un Dennis che stava arrivando in un determinato modo, ma che non si è mai fermato, si è sempre rallentato, ha respirato e poi è ripartito. E la vita ci insegna un po' questo, che ci sono tante difficoltà, ma l'importante è sempre un po' rialzarsi e ripartire, ok? Con uno spirito diverso, magari siamo un po' più costruiti, siamo delle persone migliori, ok? Ma fa tutto parte del nostro percorso. Ecco, quindi il messaggio è molto importante, almeno io ho inteso questo. L'invito a non arrendersi. Poi è ovvio che lo sport è innegabile, fa bene al corpo, fa bene al fisico, fa bene un po' al benessere anche psicofisico, e come amministrazione noi ci sentiamo in dovere di sostenerlo, perché fa parte proprio anche della nostra attività. E una cosa anche bella di questo, del percorso un po' della metafora della vita, è che Dennis non corre da solo. Nella vita non siamo soli. Spesso per fare imprese grandi dobbiamo anche ricevere l'aiuto da parte di qualcuno. In questo caso qui Dennis ha l'aiuto dei suoi amici, dei suoi sostenitori, di chi lo aiuta a organizzare l'evento, perché come dice anche il nostro sindaco di San Giorgio in Bosco, insieme si va veloci, da soli si va veloci, ma insieme si va lontano. E anche questo è un messaggio un po' che l'evento vuole trasmettere. Quindi è un po'... C'è tanta comunità all'interno di questo evento. C'è l'amministrazione, ci sono le associazioni, ci sono i sostenitori di Dennis, c'è la sua famiglia, e questo è un volano veramente importante, questo evento qua, perché crea quella che per noi viene definita una comunità partecipe. Okay, quindi Dennis, anche tu ti stai un po' ti stai facendo promotore di quello che è anche un nostro obiettivo, che è quello di rendere il nostro paese, il nostro territorio sempre più una comunità viva, inclusiva, okay, e che abbia anche la volontà di trasmettere dei messaggi importanti. Quindi io ti ringrazio, a nome anche dell'amministrazione, ti ringrazio per quello che fai, ti ringrazio per come lo fai, e io mi sento in dovere di dire, se volete un po' approfondire anche voi il tema come ho fatto io l'anno scorso, quest'anno sono leggermente più allenato, dovrei riuscire a concluderla, spero. Iscrivetevi anche per fare iscrivetevi, partecipate alla fine anche negli ultimi chilometri, così vi rendete conto che veramente c'è posto per tutti in questa maratona qui, c'è posto per chi vuole aiutare, per chi vuole donare, ma anche per chi vuole correre assieme a Dennis. Grazie di nuovo. Grazie Assessore. Ora l'abbiamo sentito nominare più volte, diamo la parola a Dennis. Prego.
Innanzitutto grazie a tutti, grazie delle belle parole. Che dire, grazie innanzitutto al consigliere regionale Eric Pasqualon che ci ha dato l'opportunità di essere qui presenti oggi, perché per me è la prima volta venire qui al Palazzo Ferrofini. Gli anni scorsi le facevamo sempre in sala, sempre Oriana Fallaci a San Giorgio in Bosco, e quindi è un bel traguardo che, come ha detto anche l'assessore allo sport Ivan Parise, è un susseguirsi negli anni di crescita dell'evento. Essere arrivati qui oggi sono tanti step anche di consapevolezza per una giusta causa. La giusta causa soprattutto è la solidarietà. Solidarietà è la ricerca che noi doniamo, tutto quello che ricaviamo dell'evento per lo Iove di Padova, per la ricerca contro i tumori. I tumori purtroppo sono la causa del giorno d'oggi, quindi come ho detto anche gli anni scorsi, non ci si può fermare, perché se la ricerca si ferma siamo perduti per il semplice motivo che organizzare un evento del genere non è semplice a livello burocratico. Ringrazio infinitamente la Proloco di San Giorgio in Bosco che mi sostiene a livello burocratico, l'amministrazione comunale che mi supporta comunque per la realizzazione dell'evento, tutti i miei amici e gruppi che dopo comunque li conoscerete, che ha detto una bella parola sempre l'assessore dello sport. Questo evento non è un evento da singolo, ma bensì è un lavoro di squadra. È un lavoro di squadra che negli anni abbiamo capito tante cose. Il primo evento 4 anni fa era partito proprio da una cosa personale, praticamente da una ricaduta di mio papà perché aveva avuto una ricaduta per un tumore all'intestino, e da lì è partito, diciamo, l'idea dell'evento benefico. Proprio è nato tutto da un sogno che una sera, quando l'abbiamo saputo, siamo stati un po' spiazzati anche noi, nonostante avesse già avuto gli anni precedenti questo brutto male, chiamiamolo così. E in quel momento anche noi, io personalmente, ma anche come famiglia, siamo impotenti, non si può fare assolutamente niente. E allora proprio una sera mi sono svegliato, cosa si può fare per stargli vicino, per fargli capire che lottiamo anche lui, come sta lottando, ma vogliamo essergli vicino. Ho messo in campo giustamente quello che riesco a fare, la corsa. Per me la corsa, la parola che posso definire la mia passione è libertà, perché quando corro personalmente mi sento libero, mi stacco dal mondo di tutti i giorni, apro la mente e mi fa scaricare tutte le varie giornate, le varie pressioni della giornata a livello lavorativo e quant'altro, ed è quel momento che proprio serve per rigenerarti. È logico che le imprese, gli allenamenti sono faticosi, però alla fine la partenza è sempre difficile, però quello che raccogli durante il percorso e alla fine di un allenamento o anche di un evento è qualcosa di impagabile. È quello, non è in sé l'evento che fa la differenza, ma è il percorso che si arriva a questo che fa la differenza. È logico che il lavoro di squadra, anche quello, aiuta durante nei momenti difficili, aiuta comunque anche l'incoraggiamento, aiuta a fare, diciamo, tutti quei chilometri più in leggerezza, anche se giustamente la fatica c'è. E questo è partito praticamente, allora, ritornando al discorso di prima, è partito tutto da un sogno, e da lì giustamente ho messo in campo l'idea di fare una corsa di beneficenza. 4 anni fa l'evento si chiamava 100 km per la vita, e era partito da singolo con degli amici che correvano, che mi davano una mano. Gli anni successivi abbiamo aggiunto dei gruppi e man mano negli anni si sono aggregati anche altri gruppi, e ho notato che man mano che passavano gli anni era il punto di forza, perché come lo slogan che dico sempre, insieme si possono fare grandi cose, è proprio questo il discorso, che con l'aiuto di tutti, in questo caso anche i vari gruppi, ma anche di sostenitori, degli amici e anche tutti chi collaborano e anche dello staff di organizzazione, si riescono ad raggiungere questi grandi eventi importanti, perché da soli si arriva fino allo step numero 2, ma insieme
non si sa dove si può raggiungere. Anche si può raggiungere delle mete che certe volte non si pensa neanche all'inizio. E da lì un po' è partito il tutto. Quest'anno è un evento importante perché in questi anni abbiamo preso un po' più di consapevolezza. Il secondo anno abbiamo, da 100 km per la vita, è diventata Veneto for Life. C'era già il nome Veneto per la vita, c'era già l'idea di arrivare all'evento di quest'anno, però bisognava temporeggiare per riuscire a fare i giusti passi per arrivare all'evento dei 300 km per la vita. Quest'anno è un evento ancora secondo me più importante perché, come ha detto anche prima il consigliere regionale Eric Pasqualon, il nome dell'evento Veneto for Life proprio si addice all'evento di quest'anno. Andiamo a toccare tutte e 7 le province del Veneto. Facciamo il giro del Veneto in un giorno. Sì, la parola dice, caspita, com'è possibile? E in effetti è proprio questo, che con l'aiuto di tutti i gruppi in un giorno si può raggiungere questo. Da solo sarebbe stato impossibile. Partiamo quest'anno, adesso faccio una breve carrellata di come si svolge l'evento. Partiamo dallo Iove di Padova, proprio il punto importante che nasce tutto proprio dalla donazione benefica, alle 3 del mattino. Alle 3 del mattino quest'anno siamo divisi in 2 gruppi fondamentali, 2 squadre, e quindi quest'anno si replica il tutto rispetto agli anni scorsi, quindi si moltiplica il tutto anche a livello organizzativo, quindi diventa ancora più impegnativo, ma però sono orgoglioso di avere un staff importante e 2 bracci, uno non si può dire bracci destri, quindi uno solo, un braccio destro e un braccio sinistro come Marco e Romeo, che mi hanno dato una grossa mano a livello logistico per poter realizzare questo evento. E anche il supporto importante della Presidente della Paloco, Eugenia, che comunque lei, sempre dietro le quinte, però è un punto fondamentale per la realizzazione e anche e soprattutto per mettere le basi di un evento del genere che, come ho detto anche prima, la giornata in sé è bella perché si vede tutta la fase finale dell'evento, però è tutti i mesi precedenti per arrivare a tutto questo che è fondamentale. Oltre alla preparazione, alle giornate anche insonni perché tutto che si realizzi al meglio possibile, agli allenamenti, ai tempi che comunque si tralasciano a determinate cose importanti, come può essere comunque anche la famiglia, è il tempo che comunque riesci a ricavare per poterti preparare a riuscire a raggiungere questo. Quindi ci sono tante cose che in quel momento là tanti non vedono, che però per arrivare lì sono fondamentali. Sono fondamentali perché per poter realizzare tutto questo ci devono essere e non si può assolutamente, riagganciandomi sempre a quello che ha detto l'assessore del sport Ivan, che non si può improvvisare. Fare comunque degli eventi, tanti chilometri così, non si può assolutamente improvvisare, bisogna avere proprio una strategia e bisogna avere una preparazione dedicata. Però in un modo o nell'altro col supporto si riescono a fare. Ok, partiamo dallo Iove di Padova, ci dividiamo in 2 gruppi, diciamo uno va verso la parte sud e uno va verso la parte nord. C'è un gruppo che seguirà da Padova, dallo Iove, andrà a toccare la provincia di Rovigo, poi successivamente andiamo a toccare la provincia di Verona, Cologna Veneta, andiamo in provincia di Vicenza, Torre di Quartesolo, la Fontaniva e poi arriveranno a Cittadella. L'altro gruppo, che è il gruppo che seguirò direttamente io quest'anno, andiamo verso in provincia di Venezia, Stra, poi andiamo a toccare Piazza dei Signori di Treviso, andiamo verso Pederobba, entriamo in provincia di Belluno, Sette Ville, e lì è un tratto un po' più particolare perché c'è anche la parte della pedemontana, che c'è anche un po' di salite che si concentra, diciamo, in quei 10-15 chilometri, che là sarà un punto, diciamo, importante, però secondo me bisogna viverlo in maniera intensa per riuscire a superare, e sono sicuro che con i gruppi che mi accompagneranno lo supereremo in tranquillità, senza problemi. Non dico che non ci sia difficoltà, anzi ci sarà diverse difficoltà lungo il percorso, ma sono certo che le supereremo. Poi scendiamo verso Romano di Zelino, Bassano del Grappa, che passiamo per il Ponte degli Alpini, e ritorniamo verso Cittadella. A Cittadella la cosa bella è che i 2 gruppi entreranno da 2 porte diverse e si ricongiungeranno in piazza Pierrepont insieme, nello stesso momento. Quello è un momento fondamentale perché si andrà a compiere, diciamo,
la fase del percorso fondamentale, e da lì tutti i gruppi si ricongiungeranno, e da lì anche tutti i simpatizzanti vari, chi ha piacere corre, come anche l'assessore e il consigliere regionale. Avrei piacere che ci fosse diversa gente, perché lì abbiamo bisogno, in quegli ultimi 10 chilometri, del supporto di tutti. E arrivare comunque dopo nel nostro comune di San Giorgio in Bosco, che sarà verso le 17:30, 18, arrivare in gruppo, e non soltanto con i miei gruppi che mi hanno sostenuto, ma anche con altra gente, secondo me è la ciliegina che si compie di tutto quello che abbiamo pensato ancora mesi e mesi fa, prima che tutto questo si dovesse realizzare. Dopo, arrivati a San Giorgio in Bosco, alla sera ci sarà una cena benefica, che anche una parte della cena va devoluto sempre allo IOV. La cena benefica è aperta a tutti, quindi anche al paese, anche chi ha piacere comunque essere partecipi all'evento, non è aperta soltanto a chi ha partecipato, ma è aperta a chiunque. Quindi si può iscriversi alla cena benefica, basta solo, ci sono i numeri di riferimento sulla locandina, basta solo una chiamata e prenotiamo. Quindi anche là è la chiusura, diciamo, della giornata, sempre insieme, perché quello che fa la differenza è sempre la squadra. Terminata la cena ci sarà l'estrazione della lotteria, una lotteria sempre benefica, che stiamo vendendo tutti quanti i vari biglietti per sempre la raccolta fondi. Finora i biglietti sono andati praticamente venduti tutti, li abbiamo quasi venduti, quanti sono? 7.000, e non pensavamo neanche noi, però giustamente non sapendo quante fan ne abbiamo fatti 7.000, però siamo contenti, perché averli esauriti anche in breve tempo vuol dire che è anche una grande soddisfazione. E quello che chiuderà la giornata fondamentale è la consegna dell'assegno benefico a un referente dello IOV, che sarà tutto il ricavato di questa raccolta fondi. La raccolta fondi, noi abbiamo messo in campo tutte le opzioni possibili per poter dare una mano e dare la possibilità alla gente di aiutarci, che può essere dal privato, grazie comunque anche a tutti gli sponsor che mi danno una mano, che non è semplice, però per realizzare un evento del genere abbiamo bisogno anche di quello a livello di comunque organizzativo e tutto. Abbiamo messo in campo la lotteria, abbiamo messo in campo la cena benefica, abbiamo messo in campo la possibilità di ogni persona che ha piacere fare anche una donazione semplice, ci sono i recapiti, possono fare anche un bonifico diretto, che dopo alla fine va tutto raggruppato e consegnato direttamente allo IOV. Quindi abbiamo messo tutte le varie opzioni possibili, se uno ha piacere aiutarci in qualche modo. Quel piccola cosa, quel piccolo aiuto, che io dico sempre, una goccia aggiunta a un'altra goccia fa la differenza, ed è proprio questo che in questi anni abbiamo visto che fa proprio la differenza, ogni singola persona che ci dà una mano. Chiudo dicendo grazie a tutti i presenti oggi, ai nostri cari amici runner, i gruppi che mi danno una mano, che mi supportano, a tutti voi, anche non soltanto amici, ma anche alla mia famiglia, a mio papà, che è sempre presente in prima linea, che è il mio grande primo tifoso, che sarà presente anche il 2 maggio, a mio fratello, a tutte le persone che purtroppo oggi non hanno potuto essere qui presenti, che però comunque che mi sostengono comunque anche a distanza, e ringrazio ancora una volta il consigliere regionale Eric Pasqualon per avermi dato questa possibilità di portare per me questo grande progetto che l'ho a cuore presso il Palazzo della Regione qui a Ferrofini. Spero tanto, perché nella vita non si sa mai, e ci tengo veramente a cuore, lo dico con un po' con gli occhi un po' lucidi, che sicuramente arriverà un momento che non riuscirò più a portare avanti questo progetto, però sono sicuro e certo che ci saranno, dopo comunque un esempio, quello che spero di aver trasmesso, che ci sia qualcuno che lo porti avanti, perché il connubio tra lo sport e la beneficenza secondo me è fondamentale. Ritornando a quello che ho detto prima, lo sport rende libero, sì, ma attraverso lo sport, in più a fare anche beneficenza, quello che ti riempie è veramente il cuore pieno di gioia, perché arrivare alla fine motivato, stanco, ok? È, diciamo,
fa parte del percorso, però quello che rimane, quello che ti trasmette la gente, è quello che ti rimane per sempre. Quindi grazie dell'opportunità, grazie a tutti voi di essere stati qui presenti e se potete passate parola e vi aspetto tutti il 2 maggio. Grazie. Grazie Dennis, allora adesso lascerei la parola al Presidente della Proloco di San Giorgio in Bosco, Eugenia Zanotto, per un saluto. Sorpresa. Buongiorno a tutti, intanto grazie a Eric Pasqualon e spero che segua l'esempio che ha dato fino adesso Elisa, che ci ha sempre seguiti in tutte le manifestazioni che abbiamo fatto. Ecco, allora contiamo su di lui. Niente, allora che dire, Dennis aveva questo desiderio che noi abbiamo apprezzato e l'abbiamo condiviso, nel senso che ci siamo messi insieme, noi della Proloco, per organizzare tutto quella che è la parte burocratica, che ci sono tante carte, tanto lavoro, e Dennis lo sa perché quest'anno mi ha aiutato anche lui perché era impossibile. E perciò è un grande lavoro. E niente, diceva della lotteria, li abbiamo finiti, ma chi vuole, diceva Ivan, iscriversi, non ci iscriviamo, però per partecipare possiamo acquistare le magliette, possiamo partecipare alla cena, che anche là ci resta qualcosa come contributo. E ecco, allora ci sono tanti modi per partecipare. E volevo dire, non so se va bene o no, ma comunque volevo dire che fino adesso in 3 anni abbiamo raggiunto 40.000 euro che abbiamo dato come assegno, c'era anche Nicola, allo IOV di Padova, sicché abbiamo, con le forze di tutti loro, perché sono in tanti, abbiamo dato tanto allo IOV. E questo credo che è una cosa che la sentiamo praticamente tutti, perché siamo toccati quasi tutti, e ci aiuta proprio a lavorare per questo. Niente, ringrazio la nobile idea che ha avuto Dennis 4 anni fa, e anche se magari ogni tanto gli dicevo basta, ma lui è tenace, e perciò grazie a tutti. Volevo dire un'altra cosa, forse ti sei dimenticato di Giovanni Zaramella? Sorpresa dopo. Mamma. No, credevo si fosse dimenticato perché ha detto quasi tutto. Ecco, comunque. Sì, no, Giovanni Zaramella sarà l'ospite d'onore all'evento. Dopo comunque... Lo dicevi, credo ti fossi dimenticato. Va bene, comunque grazie a tutti, soprattutto a chi corre e aiuta Dennis a fare questo evento. Grazie e ci vediamo. Arrivederci. Grazie al Presidente. Allora, come ha spoilerato il Presidente, ci sono altri 2 momenti, diciamo, veloci, quindi ripasso la parola a Dennis per la presentazione di un referente per gruppo, dei 6 gruppi che partecipano alla corsa, e poi alla proiezione di un videomessaggio da parte di Giovanni. Esatto. Allora, come ho detto prima, quest'anno sono supportato da 6 gruppi importanti. Gruppi di corsa, ma alla fine siamo tutti amici che condividiamo la stessa passione, e la stessa passione di corsa, perché non è che ci contraddistinguiamo, sì, ci contraddistinguiamo durante le varie marce e quant'altro come nome del gruppo, ma quando corriamo alla fine corriamo assieme come facessimo parte tutti dello stesso gruppo, ed è proprio questo la cosa fondamentale, l'unione che c'è, che unisce anche attraverso questa passione. I gruppi quest'anno che mi aiuteranno, faccio una piccola carrellata, sono 6, sono il mio gruppo, che faccio parte, sono i CSM Run di Campo San Martino, poi ci sono gli amici del Brenta di Piazzola sul Brenta, poi ci sono i Limena Run di Limena in provincia di Padova, i Foredil di San Giorgio delle Pertiche, l'Atletica Bassano e il gruppo Atletica Vedelago.
ci sono i gruppi, siamo di 3 province diverse, Padova, Treviso e Vicenza, quindi vedete che comunque ci sono anche gruppi di altre province ma non della stessa provincia, perché questo è il bello di fare veramente squadra. Volevo giustamente farvi riconoscere brevemente, fargli dire 2 parole di cosa pensano di questo progetto. Li presento brevemente. Iniziamo dal gruppo CSM Runner di Campo San Martino. Chi vuole essere presente da dire 2 parole? Un'altra cosa, prima di presentarli. Quest'anno voglio adesso assieme anche alla Barbara farvi vedere le magliette con cui correremo quest'anno, che indosseremo, e cerchiamo di portare tutto lungo il Veneto il nostro colore fondamentale che indosseremo tutti quanti insieme. In effetti correremo tutti con la stessa maglia, tanti hanno voluto acquistarla per avere comunque anche un bel ricordo dell'evento Barbara, vieni pure qua, così ve le presento e ve le faccio direttamente vedere anche. È la maglia. Faccio da valletta? Sì, ecco. Questa è la maglia con cui coloreremo tutti quanti insieme, che coloreranno i vari gruppi, e la maglietta che abbiamo anche dato la possibilità alla gente di acquistarla per fare comunque una donazione, per avere anche comunque un bel ricordo. Io invece, come gli anni scorsi, colorerò con la stessa maglia però di colore diverso, non perché giustamente voglio farmi notare o quant'altro, è perché giustamente penso che era giusto e doveroso far capire dove è nato comunque il nostro evento. Però alla fine corriamo tutti per lo stesso scopo e comunque anche per la stessa diciamo, idea. Ecco. Io avrò la maglia giallo fluo, invece tutti gli altri avranno la maglia arancione. Queste sono le maglie, diciamo, dell'evento, che le presento, che finora comunque non erano mai state fatte notare. Ecco. Grazie. Adesso do la parola alla Barbara, che dice 2 parole riguardo a questa possibilità, a questo aiuto che ci dà, che supporterà come gruppo CSM Runner di Campo San Martino. Rimani? Sì, sto. Buongiorno a tutti. Allora, io sono Barbara Antonello, faccio parte del direttivo di CSM Runners. Noi come squadra non possiamo solo che essere super orgogliosi di avere un atleta come Denis, del calibro di Denis, perché sì, sicuramente a livello di performance è uno dei nostri migliori atleti, indubbiamente, ma chiaramente dobbiamo tenere in considerazione tutto quello che lui ha fatto in questi ultimi 4 anni, coinvolgendoci in questo progetto assolutamente lodevole. E che dire, caro Denis, anche quest'anno partirò alle 3 del mattino personalmente, farò la prima tappa di 20 chilometri e io sono assolutamente orgogliosa di questo, come saranno chiaramente tutti i nostri compagni di squadra. Una cosa bellissima che hai detto anche tu prima è che appunto anche se vestiamo maglie di colori diversi, quello che ci unisce appunto è la corsa, e saremo tutti questi gruppi andranno a condividere questa esperienza insieme. Penso che sia la cosa migliore in assoluto, ecco. Quindi, che dire, vi aspettiamo numerosi, ovviamente. Non vi dico di venire a correre alle 3 della mattina come farò io, ma però magari appunto l'ultimo tratto da Cittadella a San Giorgio in Bosco sicuramente è da fare, perché è veramente fantastico. Ecco, tutto qua. Grazie infinite Denis e grazie per questa opportunità. Adesso chiedo al gruppo Amici del Brenta, un referente, di venire a dire 2 parole, anche lui. Matteo Faccin. Ciao, io rappresento gli Amici del Brenta, sono Matteo, quindi il gruppo podistico di Piazzola. Dal primo anno in cui Denis ci ha chiesto appunto di partecipare non abbiamo mai esitato, senza pensarci abbiamo detto subito sì.
Dopo si capiva bene chi, come e perché, ma diciamo che la cosa più difficile era correre, che a noi ci riesce facile, quindi non c'era nessun problema. Noi diciamo, ecco, l'unica cosa, dormiremo un'ora in più perché partiremo alle 4 e alle 5, quindi... Velocizziamo un po', facciamo una breve carrellata perché sennò il tempo stringe. Volevo invitare il referente dei Limena Run, Stefania. Un saluto breve. Ciao a tutti, sono il presidente Limena Run. Anche noi abbiamo una piccola squadretta che farà di giorno. Siamo felicissimi di far parte di questo progetto, soprattutto perché solidarietà e sport, come dicevi prima, secondo me è un connubio invincibile. Quindi avanti tutta, e per le prossime edizioni ci saremo lo stesso, quindi non mollare, ok? Grazie. Invito un referente di Foredil, presidente Diego Bovolato. Siamo qua. Ecco. Allora, buongiorno a tutti, saluto gli assessori, il signor Sindaco, Elisa Venturini, con la quale non la chiamo assessore, la chiamo semplicemente Elisa, perché è da una vita che ci conosciamo. Appunto per quello ci siamo conosciuti tra gli argini e l'asfalto. Una via di mezzo, ecco. No, allora, Foredil c'è, per questi impegni, per questi scopi sociali, Foredil c'è sempre stata. Dennis ci ha coinvolto 3 anni fa, giusto Dennis? Il primo anno no, perché noi ci conoscevamo, e siamo ben felici di appoggiare questo progetto perché fa parte della nostra natura. La nostra natura societaria è anche questa, prima la solidarietà, dopo le corse e sicuramente al centro la persona. Per cui Dennis... vai avanti così, Foredil c'è e ci sarà sempre per questi impegni. Ho promesso all'assessore che gli ultimi 10 chilometri saremo un po' più delicati sulla tempistica della corsa. Ecco. Chiamiamo il referente dell'Atletica Bassano, Scapin Romeo, mio caro amico Scapin Romeo, che è l'altro braccio della logistica assieme a Marco. Grazie a tutti, sono Romeo Scapin e rappresento l'Atletica Bassano Running Store. È vero, sono in primis un suo amico e sono quello che forse ha raccolto per la prima volta il suo sogno che aveva fatto quella notte. E come si faceva a dirgli di no? Io gli ho detto, io ci sarò per sempre con te in questo progetto e sempre ci sarò, e ho portato dentro anche il mio gruppo. Volevo sottolineare e sottoscrivere quello che ha detto l'assessore dello sport di San Giorgio in Bosco prima, e aggiungendo anche che noi nella corsa, nel running, abbiamo questa similitudine nella metafora della vita, ma che secondo me ce l'hanno anche quelli che affrontano una malattia in cui lo IOV sono affiancati dallo IOV. Le crisi, le difficoltà, il momento della caduta e della ripartenza c'è anche nella corsa, ed è in questo che secondo me noi come runner possiamo anche aiutare. In una giornata di sole noi ci alziamo e andiamo a correre, in una giornata di sole il malato si alza e accende la sua speranza. In quel giorno noi gli daremo una mano, e se lui corre con noi correremo con lui per sempre. Noi faremo la tappa, quella della collina, ma noi di Bassano del Grappa siamo abituati ad allenarci ogni sabato, quindi per noi non sarà difficile. Quest'anno mi ha relegato il pulmino, quindi cercherò di fare solo gli ultimi 10 chilometri, abbandonando il pulmino. E l'ultimo gruppo, il gruppo Atletica Vedelago, il presidente Antonio. Buongiorno a tutti, sono Antonio Cusinato e rappresento il gruppo Atletica Vedelago. E noi siamo i novelli, siamo i nuovi, siamo quelli che si sono aggiunti quest'anno, ed è un onore rappresentare, essere l'unica associazione del Trevigiano, per cui è un onore doppio. Quando Fabio Fontana, il nostro
socio runner, ha portato l'idea, perché conosce appunto Dennis, in consiglio. Non abbiamo esitato un attimo e abbiamo ovviamente subito accettato l'invito. C'è stata più di qualche adesione da parte dei nostri runners, ma purtroppo per problemi organizzativi di circolazione bisognava limitare a 6 i componenti della staffetta, per cui grande partecipazione. Metteremo a disposizione anche un pulmino nostro che affiancherà i nostri runners, appunto, per cui siamo solamente che onorati di partecipare a questa grandissima iniziativa. Grazie a Dennis. Grazie. Ci vediamo il 2 maggio. Eugenia prima ha anticipato il nome di Giovanni Zaramella. Giovanni Zaramella è il nostro, diciamo, l'ho conosciuto bene 3 anni fa alla seconda edizione del mio evento. È una persona speciale perché da subito mi ha trasmesso il vero senso della vita, che non ci si può arrendere, ma bensì bisogna sempre rialzarsi e sognare in grande per raggiungere i propri obiettivi. Oggi purtroppo non ha potuto essere qui presente perché era presente su un'altra scuola con un'altra iniziativa. È presente qui suo papà Matteo e sono grato della sua presenza, però ha voluto comunque salutarci a suo modo e ha voluto lanciarsi e mandare un messaggio di ringraziamento e un saluto nonostante non sia presente oggi. Quindi ha voluto mandare un video messaggio che adesso faremo vedere. Un saluto a tutti da Giovanni Zaramella. Purtroppo oggi non posso essere con voi alla conferenza stampa perché sono in una scuola di Possagno dove mi hanno invitato per raccontare le mie esperienze sportive e parlare di sport e di spiritualità. Ci tenevo tanto a salutarvi e così vi mando questo video messaggio. Ringrazio organizzazioni di avermi invitato come testimonial dell'evento benefico e così sarò con Dennis a percorrere l'ultimo tratto della 300 km di Veneto for Life. Ci vediamo il 2 maggio a Cittadella e a San Giorgio in Bosco. Ciao da Giovanni Zaramella. Grazie anche comunque a suo papà Matteo per averci dato la possibilità e renderlo partecipe, perché per me è un punto di forza. Ogni volta che lo vedo è nato qualcosa di speciale. Ci abbracciamo, ci baciamo perché veramente ha quel qualcosa in più che ci fa veramente capire il vero senso della vita. Grazie Dennis, allora abbiamo concluso. Io concludo ringraziando nuovamente Dennis, tutti coloro che hanno voluto essere qui oggi, ma soprattutto chi poi il 2 maggio animerà questo bellissimo evento. Saluto anch'io Matteo Zaramella, un saluto a Giovanni. Giovanni, se fa gli ultimi 10 km è un problema perché corre tantissimo, quindi dal punto di vista, diciamo, plurimedagliato diventa un problema starci dietro, però a parte le battute Giovanni è sicuramente una testimonial importante di questa corsa, una corsa che mette assieme tutto, quindi solidarietà, sport, ambiente, abbiamo detto prima, ma anche la comunità. Quindi ringrazio davvero di cuore tutti voi, noi saremo presenti il 2 maggio, invitiamo tutte le persone a poterlo fare perlomeno negli ultimi 10 km, poi anche la cena benefica che è importante per la raccolta fondi per lo IOV. Quindi io vi ringrazio tutti. Ora ci sono altri diciamo 2 o 3 momenti veloci. Il primo, avevo piacere di consegnare a tutti voi un attestato di partecipazione, quindi in maniera veloce, perché tanto siete tutti sportivi, uno alla volta veniamo qui per l'attestato, poi ci sarà il momento della foto conclusiva di gruppo, poi per chi ha piacere facciamo un piccolo brindisi in buvette, il segretario generale ci ha autorizzato a fare questo piccolo momento di brindisi con tutto il gruppo, e poi per chi vorrà si potrà anche visitare Palazzo Ferrofini in velocità in base alle vostre tempistiche, diciamo, di ripartenza, però siamo a disposizione anche per visitare Palazzo Ferrofini. Grazie a tutti, ci vediamo il 2 maggio.